Ciao a tutti ragazzi e bentornati all'interno di un nuovo gameplay di Formula 1 2011. Quest'oggi ci ritroviamo all'interno della cittadina di Istanbul per effettuare il nuovo Gran Premio della Turchia. Vediamo un po' intanto di incominciare la nostra gara. Non ricordo in questo momento a che posto mi ritrovo, ho effettuato già le qualifiche, sono andate abbastanza bene, sono riuscito a compiere l'obiettivo che mi avevano assegnato. Innanzitutto vediamo un po' se riusciamo a far guadagnare al nostro caro pilota e alla nostra cara scuderia qualche altro importante punto per giocarci quindi il titolo della casa costruttrice e ovviamente anche il campionato piloti. Ci ritroviamo a 20 punti come potete ben vedere, ma diamo una bella occhiata al nostro circuito della Turchia e a quanto pare quest'oggi non ritroveremo un meteo sfavorevole, bensì un meteo favorevole. Infatti ci ritroviamo con un meteo sereno, la pista asciutta, proprio l'ideale per fare una bella una gara davvero molto combattuta. Allora, entriamo all'interno della nostra monoposto, almeno nono posto, wow, benissimo. Allora, ci ritroviamo dentro i box e con i nostri cari ingegneri, vediamo un po' che cosa hanno pensato per quanto riguarda la nostra strategia pneumatici. Allora, dobbiamo utilizzare dei pneumatici morbidi all'82% e dovremo fermarci al quinto giro. Allora, diamo un'occhiata alla nostra posizione in classifica. Ci ritroviamo al quarto posto, ragazzi. Wow, ci siamo comportati benissimo nelle qualifiche. Quindi io direi di cambiare la strategia di gara, non utilizzare la sosta al quinto giro, bensì al quarto giro. Mettiamoci al quarto giro, pneumatici duri, ovviamente non possiamo utilizzare le gomme morbide per via del regolamento e vediamo un po' se possiamo iniziare la nostra gara. A quanto pare il meteo è secondo le mie aspettative, quindi un bel sole che spacca le pietre. Allora, per quanto riguarda il nostro assetto, vediamo un po', già l'avevo preimpostato per ottenere quindi prestazioni ottimali. Allora, vediamo un po', era l'assetto di prova, perfetto. Il setup verrà completato, vediamo un po', diamo un'occhiata agli alettoni se sono quelli corretti. Benissimo, devono essere questi. Molto bene, possiamo iniziare la nostra gara, ragazzi. Pronti a partire, andiamo dall'ingegnere. Siamo pronti a partire, amico mio. Allora ragazzi, a quanto pare la campagna in Shogun 2 Total War è appena sta per terminare e probabilmente dovrò intraprendere un altro progetto. Ho giocato davvero diverse ore a Warlock Master of the Arcane e la campagna di quel gioco è davvero molto avvincente. Quindi fatemi sapere qualcosa, ovvero un parere su quel game davvero molto più dettagliato e vediamo quindi se possiamo intraprendere una nuova campagna all'interno di quel game. Innanzitutto quarta posizione, Barrichello al 14° posto, quindi il nostro obiettivo ovviamente dopo che entrare in pole è quello di raggiungere il nostro posto davanti a Barrichello. Ed ecco che si accendono i semafori, ragazzi, Gran Premio della Turchia, eccoci in seconda posizione, vediamo un po' se riusciamo a prendere Hamilton, prima curva all'interno, attenzione, eccoci all'interno le due McLaren in prima posizione, ragazzi, attenzione, terzo posto, abbiamo recuperato una posizione, andiamo, forse ce la facciamo, prendiamo la scia, avanti, ecco la seconda curva, forse riusciamo a superarlo, eccoci un grande sorpasso, ragazzi, all'entrata, Jenson Button in prima posizione ed ecco secondo posto Van Helgen, ragazzi, con la sua Williams, terzo posto Hamilton con la sua McLaren e in seguito andremo a vedere per quanto riguarda i tempi. Benissimo, nono posto richiesto, attenzione, una brutta curva, attiviamo un po' di KERS per superare il nostro Hamilton, a 931 secondi ritroviamo Button. Questa pista, ragazzi, è una pista molto ma molto particolare, troviamo delle curve davvero molto impegnative come la seguente, e infatti è un curvone, un tornante composto davvero molto bene, che è molto difficile per i piloti prenderlo a basse velocità, infatti deve essere preso a velocità davvero molto elevate per ottenere quindi una performance elevata, e in questa pista troviamo notevoli rettilinei che garantiranno quindi un'ottima velocità di punta. Attenzione a Hamilton che ci sta superando, superati, quarto posto, secondo posto, vediamo che cosa sta succedendo, terzo posto nella edizione, la Ferrari, ecco che ci sta superando, giriamo, giriamo, avanziamo, abbiamo un'ottima trazione, utilizzando questo assetto, ragazzi, possiamo bruciare i nostri avversari nelle ripartenze, attenzione. Ora ti trovi in seconda posizione. Benissimo, seconda posizione, dobbiamo continuare così, vediamo un po', 5 secondi, Button se n'è andato, ragazzi, ha issato la vela e se n'è andato in avanti. Abbiamo ancora diversi giri da effettuare, 12 giri, ragazzi. Comunque la scorsa domenica una gara fantastica in Spagna e ovviamente la Ferrari è riuscita ad arrivare al secondo posto, però al primo posto, ragazzi, l'idolo della nostra scuderia, ovvero Maldonado, è arrivato al primo posto con la sua bella Williams. È davvero un ottimo vantaggio, anzi no, un'ottima performance della Ferrari, che è riuscita a ottenere quindi la seconda posizione, anche se all'inizio aveva effettuato una partenza davvero molto spettacolare, e in seguito al terzo posto
Raikkonen, ragazzi. Questa Lotus quest'anno sta andando davvero molto ma molto bene, con Grosjean, questo pilota appena emerso dalla schiera di piloti, stanno effettuando davvero delle performance davvero molto sorprendenti, che lo scorso anno non si vedevano completamente. Quindi continuiamo al nostro secondo posto. Jenson Button ormai se n'è andato, ragazzi, vediamo se possiamo prenderlo al pit stop. Dobbiamo affidare tutta la nostra gara per ottenere il primo posto, ovviamente alle mani dei nostri meccanici, nella loro velocità nel cambiare le gomme. Attenzione, maledizione. Allora, ragazzi, visto che disponiamo di un assetto ideale per le curve, quindi per affrontare le curve ad alta velocità, dobbiamo utilizzare come possiamo dire, il nostro KERS, il nostro turbo nei rettilinei, quindi per compensare la mancanza di accelerazione, quindi di stabilità in rettilineo. Ok, vediamo un po'. Terzo posto Massa, ragazzi, la Ferrari ce l'abbiamo di dietro, il cavallino rampante dietro la nostra posizione. Ora il DRS può essere utilizzato. Ah, dimenticavo, ragazzi, possiamo utilizzare anche il DRS ormai dal secondo giro. Diamo un'occhiata al nostro schema dei pneumatici. Le gomme si ritrovano su circa 80%. Attenzione, Alonso all'interno, anzi Massa all'interno. Ovviamente, ragazzi, all'interno della gara precedente, ovvero in Spagna, è arrivato Alonso al secondo posto. Un'ottima performance, davvero. Allora, diamo un'occhiata anche all'interno del nostro motore, vediamo un po'. Ok, il motore è sotto controllo, i pneumatici si ritrovano in ottima posizione. Per quanto riguarda il carburante ne abbiamo ancora disponibile per un giro in questa posizione. Benissimo, allora terzo giro, continuiamo così, ragazzi. Si vede che sull'asciutto siamo davvero molto più competitivi. Nelle altre gare c'era sempre qualche problema, come per esempio il bagnato, che sono degli eventuali pericoli per la nostra vettura. Vediamo se funziona il nostro KERS. Dobbiamo bloccare Massa, attenzione, ecco, ce l'abbiamo fatta. Benissimo, comunque, ragazzi, fatemi sapere per quanto riguarda Warlock o Master of the Arcane, perché ho giocato davvero diverse ore. È un gioco davvero molto avvincente, praticamente è ispirato alla saga di Civilization, è davvero molto bello da giocare. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Allora, vediamo un po', un secondo. Abbiamo ritardato il nostro giro migliore. Avanti, 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 avanti. Continuiamo con queste chicane. Allora, ci vediamo tra qualche giro, ragazzi. Vediamo se riusciamo a tenere questa posizione. Eccoci, ragazzi, ci ritroviamo nuovamente al quarto giro. Avevo dimenticato la sosta, ovvero il pit stop, quindi stiamo molto attenti a non farci superare da Massa e entriamo direttamente all'interno della pit lane. Attenzione, ecco Massa, il suo alettone. Ehi, ci ha investito! Attenzione, Massa ci ha investito, non abbiamo fatto niente. Speriamo che i giudici non ci dicano niente. Non abbiamo fatto niente, ci ha investito lui. Non l'abbiamo neanche bloccato. Entriamo tutto nelle mani dei meccanici, ragazzi. Vediamo se abbiamo il nostro ometto di cars. E stop. Vediamo un po'. Meccanici Ferrari pronti, starà entrando Massa. Ecco i meccanici anzi Williams, ragazzi. Ciao amici, tutto a posto? Guardate che sono fighi con quei caschi. Gear. Perché mi mette la bandiera verde quando non posso passare? Ah, ecco, 6 secondi. Hanno un po' le mani arrugginite questi ragazzoni. Quinto giro, vediamo, altri piloti. Vediamo, ci sono altri piloti. Lo specchietto. Vediamo lo specchietto, non c'è nessuno. Posizione, nona posizione, ragazzi. Ci ritroviamo ancora in zona punti. Vediamo. Ah, abbiamo i pneumatici duri, ragazzi, l'avevo dimenticato. Quindi pneumatici molto freschi, pneumatici ancora non abituati all'asfalto. Dobbiamo farli riscaldare per benino prima di spingere al massimo, per evitare qualche problemino di aderenza, ma anche qualche problemino ai pneumatici stessi. Che abbiamo dietro? Vettel. Wow, ragazzi, Vettel dietro di noi. Vettel come si ritrova al campionato? Allora, Vettel mi sembra che è in prima posizione nella classifica piloti. Mi sembra che è arrivato quarto all'interno della gara precedente. Non ho guardato bene la sua posizione. Comunque al secondo posto della classifica piloti, ragazzi, troviamo Massa con 61 punti mi sembra, e Vettel al primo posto. Comunque ci stiamo arrivando. Stiamo molto attenti che ci sta superando, ragazzi. Vediamo. Ecco, stai calmo, stronzetto. Almeno facci guadagnare qualche punto in questa gara, che dobbiamo prendere il posto di Barrichello, dobbiamo buttarlo fuori. Allora, vediamo un po'. Ah, ecco, i pneumatici sono ancora freschi, come potete vedere. Li hanno usciti adesso dal frigorifero. Vediamo un po' come vanno, la loro pressione. Ehi, Vettel ci ha superato, ragazzi, dobbiamo farlo passare. Non possiamo fare altro, non possiamo bloccarlo. Attenzione, vediamo se possiamo superarlo in curva. Vediamo. Eccoci. Andiamo. Dai, possiamo spingere. Negli ultimi giri azioneremo la modalità carburante 1, ovvero sprecheremo carburante a tutta forza per aumentare la nostra velocità. Ecco nuove vetture, quello mi sembra che Kobayashi, ragazzi, con la sua vetturina
color del Giappone. Vedete come siamo molto più competitivi in curva, anzi no, probabilmente, sicuramente per i nostri allettoni, anzi no, quello è Perez davanti a noi. Vediamo, Perez ha effettuato una gara davvero molto bella, infatti è riuscito a ottenere notevoli posizioni anche nonostante il problema che ha avuto all'inizio a causa di un malfunzionamento di un componente meccanico, ed Hamilton all'interno della gara, ragazzi, è stato relegato all'interno delle ultime file, però è riuscito a essere competitivo anche nell'ultima parte della gara. Vediamo un po', ecco che ci stanno superando, maledizione, il Kers a tutta forza. Benissimo, settima posizione, ragazzi, speriamo che si fermeranno altri piloti. Vediamo un po', rettilineo, attenzione che sempre possiamo ottenere qualche sorpasso da parte dei nostri avversari, quindi posizioniamoci vicino al cordolo in modo tale da farli superare all'esterno. Eccoli là che si stanno avvicinando, eccolo Schumacher, eccolo qua, ex ferrarista, grandioso Schumacher, davvero grandioso, le sue gare sono sempre belle da vedere, anzi l'avrei fatto passare a Schumacher, però dai, continuiamo. Settimo posto, sesto giro, metà gara, ragazzi, guardate il pubblico in delirio, eccolo lì, meno 16 secondi, wow. Modalità carburante 3, alza al massimo i giri del motore, puoi superare seguiamo gli aiuti del nostro tecnico, modalità carburante 3, appena finiremo questa curva lo applicheremo. Carburante 3, miscela bassa, facciamo come dice il nostro tecnico, a quanto pare sa più tecniche automobilistiche di noi. Io avrei messo il carburante 1, comunque lui ci consiglia in questa maniera e noi lo faremo. Attenzione, facciamo un po' di rally, ragazzi. Bene, continuiamo. Perez non riusciamo proprio a prenderlo, ragazzi, anzi se stiamo migliorando il nostro tempo lì in alto, 273 centesimi di secondo in meno, questo può essere un vantaggio. Ed ecco il curvone, ragazzi, guardate un po' questo curvone com'è particolare, un curvone che viene effettuato tutto in accelerazione, ovviamente non l'acceleratore rimane pigiato al massimo. Attenzione, ci sta superando, se non avessimo il Kers in questa gara potremmo fare niente. Andiamo, maledizione, sempre in questo ultimo rettilineo ci superano. Vediamo, adesso infatti mettiamo la modalità carburante 1 per evitare qualche sorpresina. Diamo un'occhiata, eccolo, Schumacher ci deve passare. Il tuo ritmo di gara è ottimo, continua così. Andiamo, li recupereremo in seguito. Avvertimento, taglio di curva, ragazzi, maledizione, solo con la gomma posteriore l'ho tagliata. Andiamo, settimo posto, ottavo posto passa. Forse la modalità, anzi no, l'assetto dell'alettone che avevo impostato nei box, quello successivo a questo assetto base, era forse migliore di questo, maledizione, forse dovevo scegliere l'altro. Comunque così avremo una maggiore stabilità in curva. Vediamo un po' se riusciamo a prendere a Schumacher. Vediamo. Rubens è entrato ai box, Rubens è ai box. E che è successo, ragazzi? Rubens ai box all'8º giro ha effettuato 2 soste. Stranissimo, gli sarà successo qualcosa. Vediamo. Ancora non abbiamo utilizzato il DRS, maledizione. Dobbiamo trovarci un pilota davanti. alle tue spalle ti sta raggiungendo, spingi, spingo un attimo. Vediamo. Ecco il curvone di nuovo. Andiamo. Maledizione. Dobbiamo pulire i pneumatici, ragazzi. Ovviamente siamo meno competitivi a causa dei nostri pneumatici. Mettiamoci dietro più un altro dall'altro lato. Attenzione, maledizione, una gara davvero molto combattuta. Andiamo, abbiamo tutto il Kers, ce lo possiamo sparare adesso nell'ultimo rettilineo. Cerchiamo di tenere. Mettiamo la modalità carburante 1. Avanti. Abbiamo esaurito tutto il Kers, ritorniamo alla modalità carburante 3. Ok, perfetto, benissimo, andiamo avanti, forza che ce la facciamo. Attendiamo qualche altro giro, ragazzi, per vedere che cosa combineremo. Eccoci, ragazzi, ultimo giro di questo fantastico Gran Premio. Ci ritroviamo a 234 millesimi in meno, anzi centesimi di secondo, migliorando quindi il nostro tempo. E praticamente sempre alla nostra sesta posizione, sempre al settimo posto Massa, che continua ad affiancarci. Cerchiamo quindi di stabilire il contatto con il Kers in maniera molto regolare, quindi per tenerlo per il rettilineo, visto che otteniamo meno stabilità e ovviamente meno accelerazione.
Andiamo, ho impostato la modalità carburante 1 visto che ci ritroviamo all'ultimo giro e abbiamo anche carburante a sufficienza. Attenzione, stavamo perdendo aderenza, maledizione. Avanti, mancano diverse curve al sesto posto ragazzi. Attenzione, maledizione, non dobbiamo perderlo questo posto ragazzi. Andiamo, ce l'abbiamo di dietro. Kers, attiviamolo, cerchiamo di tenere. Cerchiamo di ottenere del vantaggio in frenata e ovviamente del vantaggio anche in uscita dalla curva. Eccoci nel rettilineo, dobbiamo usare il Kers nell'altro rettilineo, quindi teniamolo a bada, il nostro caro Massa. Jenson Button, complimenti, ha vinto questo fantastico Gran Premio. Ecco adesso il momento del Kers ragazzi, il momento del Kers accanto a noi. Wow, andiamo, dobbiamo stare anche molto attenti in difesa perché è probabile che il nostro avversario riesca a strappare una bella squalifica da parte nostra. Vediamo un po', eccoci, ultimo rettilineo, ultimo stacco, tutta la trazione, puntiamo tutto sulla trazione. Perfetto ragazzi, sesto posto, fantastico, il nostro barrichello chissà dove sarà, all'interno delle ultime posizioni. 1.30 394, vediamo cosa ha da dire il nostro team. 2 posizioni perse, vabbè, ci possiamo accontentare di questi punti. Sesto posto, ottima prestazione. 8 punti ragazzi, secondo Webber, terzo Petrov. Wow ragazzi, sta andando davvero forte quest'anno la McLaren e anche la Red Bull. Per quanto riguarda il nostro barrichello, 17esimo, probabilmente per qualche problema meccanico o anche per quanto riguarda le gomme. Allora vediamo un po', classifica piloti, settimo posto, e per quanto riguarda la classifica costruttori, quarto posto ragazzi, ce la stiamo giocando. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti.